Oh, Nane, ci dica, che ne pensa delle truffe sentimentali? Tasi va che un mio amico è che ne ha una de grossa. In che senso, scusi? E ciò che aveva iscritto a uno di questi gruppi social e si chiamava Basta che respire. Ma già il nome era indicativo, E che ha scritto? C'è una signorina piacente con un leggero strabismo di Venere. E quindi? E quindi, purtroppo, il strabismo di Venere lo aveva non solo il Venere, ma anche il sabato, domenica, tutti i giorni. Borghi, non esageri, sono sicuro che anche la moglie del suo amico avrà qualche cosa di bello. Sì, so sorella. Ma insomma, ci sarà pur qualcosa di buono in questi gruppi. Ma fammi un piacere che un altro mio amico e che c'ha una fregatura ancora più grossa di questa. Ci dica allora. Ciò, e se la porta a casa una svedese che lavora all'Ikea. Le pare poco, sarà stato ben contento, immagino. No, perché quando che l'ha portata a casa non gli è stato buono montarla. Ma che dice? Comunque, come mai? Per forza mancava il manuale di istruzione.